Eccoci, Ciao, ciao, come come stai? stai? Bene, tu? Bene, dai, tutto a posto. Ti vedo a metà. Sei Aspetta, no, no, tagliata. adesso arrivo. Arrivo. Ok, così mi Ok, vedi? perfetto. Mi senti bene? Sì, sì, ti sento, tu mi senti? Ottimo. Sì, sì, perfetto. Allora, come va? Innanzitutto mi hai detto bene, no? Bene, bene, sì, sì, tutto a posto. Bicicletta tu poco in questo periodo. Poco e niente, hai visto con Ok. la mia cicletta Sì, della nata ho pedalato un po', ho visto, ho visto. poi ho tentato di scaricare Swift perché ho detto, cioè riuscivo a farla con una spin bike e ho Mhm. abbandonato tutto perché era improponibile. No, beh, No, senza rulli secondo me no, non ce la fai, troppo difficile. Perché come fai a no. regolare la durezza con la spin bike? Troppo complicato. No, 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 infatti, poi pedalavo male, avevo Mm. le pedelle ad un livello veramente Vabbè, è innaturale, vero. quindi no, no. Abbandonato subito tutto. Adesso speriamo il Niente. 4 di uscire. Stiamo aspettando tutti il 4, vediamo cosa Esatto. succede. Dai, niente, facciamo un po' di domande e risposte. Abbiamo raccolto un po' di argomenti. Facciamo quattro chiacchiere e poi vediamo se qualcuno Certo. vuole inviare qualcosa in live. Allora, Okay, io direi che possiamo fare intanto una veloce intro di te per quelli che non ti conoscono e poi il contrario, no? Così diamo un po' di contesto. Vai. certo. Allora, vabbè, io sono conosciuta un po' come un influencer, anche se non mi piace che mi conoscano per questo. Anche a me Perché non piace come no, termine. esatto, lo trovo veramente brutto, però quello è. E vabbè, per chi già mi conosce, quello che dicevo anche ieri in una diretta, spero di trasmettere la mia passione per la bicicletta con i contenuti che creo. Sì, anche a me piace più quel concetto lì. Per me è nato un po' tutto per caso, però è una delle domande che sono arrivate, quindi ti farei quella. Ma nel mio caso, io, ok, lo faccio di lavoro, mi occupo di comunicazione online, però quello che ho pubblicato sempre sul mio profilo era quello che mi piace. La cosa della bici è nata recentemente per me, ho iniziato a fare mountain bike, ho cominciato a pubblicare che effettivamente uscivo in mountain bike e poi la cosa è un po' esplosa, ma Certo, sempre in modo semplice e spontaneo. sì, sì, E- infatti. ma tu da cosa hai iniziato? Dai, partiamo da quello. Beh, ovviamente come la maggior parte delle passioni sono le famiglie che te lo trasmettono. Mhm. E vabbè, io avevo già il nonno che correva in bici, un po' Sì. era diciamo una cosa di famiglia, quindi il papà anche lui andava in bicicletta e mi ha attaccato la malattia e da lì ho iniziato a pedalare con lui e la cosa ha iniziato a appassionarmi e ho continuato. È Comunque è stata colpa sempre, del papà. sempre strada comunque. Sempre su strada, sì, la mountain Ok. bike l'ho preso da poco, ma non fa tanto per me. No, non No, ti, no, cioè, infatti ci dico provi, ma non è il no, tuo. no, neanche quando ero più piccolina ci ho provato tante volte, ma alla Mm. fine non è un mondo che fa per me, preferisco sempre la strada. Ma nelle tue zone ci sono percorsi belli anche in mountain bike o è più Sì. stradistica la cosa? No, 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 ce ne sono un sacco anche da fare fuori strada, perché comunque c'è tanto verde, tanti boschi, Mm. ci sono un sacco di bei percorsi anche in mountain bike, anche Tu, su strade, cioè, trovi salita, pianure, discesa, c'è un percorso molto vario in queste zone. tu sei in zona Biella ed è più Sì, collinare? Si può dire sì, collinare? sì, 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 esatto. Ok. Sì, sì, boh, più o Sì, meno. le altitudini non sono, cioè ti dico Oropo, Belmonte sei sui 1200 Mhm. all'incirca, quindi non sei altissimo. Ah, no, ok. Mm, No, anche qua diciamo che è più collinare la zona andando verso il Coglio, verso tutta la zona dei vini e così via. Però poi sono abbastanza fortunato perché ho il mare da una parte, quindi ho il piattone per fare le giornate più easy, oppure mountain bike dall'altra parte dove hai quasi montagna, cioè sono sì. sentieri con pochissimo dislivello di altitudine però sono già tecnici con pietraie e così via, quindi è carino come Ricordami dove zona. abiti? Friuli Venezia Giulia, io sto Ah, fra ok, Trieste e Gorizia, fra Trieste e Udine, quella zona lì. ok. Quindi è un posto comodo per la bici, non è male, devo dire la Sì, verità. sì, riesci a sfruttarla bene. Sì, 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 non male. E invece bici gravel, mai provato? Cosa dici? Bici gravel no,
Allora, una bicicletta da gravel ti dico che non l'ho mai provata. Ok. Forse sicuramente sarebbe quella che farebbe più per me rispetto alla mountain bike. La mountain Mm. bike io la trovo già un sacco tecnica e sono un po' più paurosetta nelle discese, in queste cose qua. Invece con la gravel i percorsi sarebbero sicuramente meno tecnici, forse un po' più La costosi. gravel, io ho iniziato a fare strada con una bici gravel, Ok, quindi sono assolutamente d'accordo su questa cosa qua. Passato dalla mountain bike alla gravel e poi strada. E arrivare dalla mountain bike e passare sulla gravel all'inizio è un po' un trauma perché comunque hai il manubrio molto più stretto, sei molto cioè, più basso e sei molto più compatto, quindi hai meno controllo con il corpo, però tu che arrivi dalla bici da strada, secondo me potrebbe essere carino e veramente vai dove vuoi. Ti sì, dico sì, anche i percorsi più duri qua della zona, che io farei mountain bike, faccio il mountain bike, mi è capitato di incontrare gente con la gravel in discesa tutta. Sarebbe una roba assurda, cioè, veramente anche lo so, è perché capitato anche a quello... me in un percorso che ho fatto in mountain bike, quindi io lì alle prime armi e sono arrivati questi con questa gravel che ho detto ma dove credono di andare? In realtà cioè, andavano. passano con molta tranquillità, però io la gravel la userei per strade bianche, cioè, ti posso Sì, dire. sì, 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 assolutamente. Secondo me quello è il suo habitat naturale, o quando sei a metà strada e fai un po' strada bianca, un po' sterrato, Certo, secondo me quello è il suo. sì, sì. Comunque sì, È più bello. sfruttabile, cioè la puoi usare su più percorsi rispetto alla bici da corsa, è un po' più Sì, 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 anche se parlavo con Andrea ed magica. effettivamente lui mi diceva che per le strade bianche è andato con la bici da strada tendenzialmente in assetto da strada, ma lì la percentuale di sterrato è più o meno il 20%, quindi ok, ci sta che devi andare forte sull'asfalto e poi... Sì, certo, io ho fatto un pezzettino di strade bianche Sì, pochi mesi fa e con la bicicletta da dice, strada normale, però è impegnativa. Con sì, una gravel sarebbe stato, sì, 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 ci sono dei tratti dove comunque le discese, dove ti trovi tutte le pietroline e devi riuscire a sì, guidarla bene, non è così semplice. devi aver più controllo, si Con una capisco. gravel sicuramente sarebbe stato più facile. E invece parliamo di uscite, cioè, che tipo di uscite fai se segui un tipo piano di allenamento, se cerchi più il dislivello, più il tempo in sella, o ti piace andare in un posto perché è panoramico? Vabbè, Quando allora, panorama penso in primis, cioè quando beh, esco dico oggi vado lì perché voglio andare a vedere quel posto, perché c'è la giornata che comunque mi permette di vedere un panorama mozzafiato, quindi quello mm, in primo assoluto. E poi, vabbè, poi preferisco assolutamente fare dislivello, mi piacciono di sì. più su e giù che i piattoni. E, i piattoni però purtroppo qua ce ne sono tanti anche e d'inverno sono i più gettonati Eh beh, perché certo. salire d'inverno, fare troppo dislivello, cioè diciamo per me Sì, non è il massimo, salire soprattutto la anche ci sta. discesa. Sì, Esatto, salire anche ci sta, è che dopo quando devi scendere poi è dura, fa freddo, devi vestirti, poi svestirti è un casino. esatto, esatto. Però bello, anche a me piace di più la salita, meno Mhm. noioso e poi Sì, sempre con l'idea di ok, arrivo su e ho un bel panorama, so dove sto andando, quello lì certo, è la ricompensa della salita, ci sta, ci esatto. sta. E prima hai menzionato Europa, che io non ho Sì. mai fatto, e nelle zone tue sicuramente è un posto dove vorrei andare. Quindi, secondo me bisognerebbe organizzare, si può aspettare quando si potrà tornare fuori, secondo me sarebbe bello da fare. Tu ci vai spesso, no? Assolutamente, sì, io ci vado spesso perché qua più o meno cioè 10 km da casa mia inizia la salita, che salite Perfetto. verso Europa, che poi sono più o meno sugli 8 km a salire, quindi Mm, non è una salita lunghissima, anzi forse anche 7 sono di preciso, adesso non so mm. dire, 7-8. Beh, La salita non è lunghissima, non è neanche super super panoramica, però è una salita dove passa il Giro d'Italia, dove Pantani ha fatto la sua impresa e certo. quindi quello è il sapore, il, la storia che c'è su quella salita, che è bello. Perché poi in Ma realtà magari la gente si aspetta chissà quale salita, chissà quale... però non è
così stupefacente come percorso. Quindi quella lì è, diciamo, è la tua salita di casa, quando hai È la più l'uscita comoda, la più la più comoda, sì, veloce. esatto, bello, bello. Ma 10 chilometri perfetto, così arrivi lì, sei già Esatto. pronta per la salita e dopo hai solo da andare su, Sì. bello, bello. Sì, No, sì, ti no, dico tra salire e scendere, se voglio fare una cosa super veloce sei sui sì, 40 chilometri, quindi cioè cavolo. è una Sì, cosa sei molto vicina a veloce. casa e sei, sì, riesci a farla velocemente, Sì, capito? Bello. esatto. Sì, sì, però Fammi, bisogna farla perché davvero comunque quando arrivi su il santuario è bellissimo, poi puoi fare il tracciolino, un sacco di c'è ancora la galleria, quindi puoi ancora dopo farti un bel po' di salita e è bella da fare, ma assolutamente. me la ricordavo dal giro e poi l'ho rivista nelle tue stories, nei tuoi post. Sempre. eh, Scenicamente come panorama, ok, ci sta, non è bellissimo, però No, quei tornanti così a tornare sono una figata. E poi se ce l'hai vicina, come nel tuo caso, è bello come allenamento. Sei sì, attaccata a sì, casa, è facile. Bello, bello. assolutamente sì. Organizzeremo, farò in modo di venire a fare la Certo, salita. aspettiamo tempi migliori. Sì, non vedo l'ora di uscire. L'altro giorno sono uscito con la gravel, ma 10 minuti giusto per prendere un po' d'aria. Sì, E mi sembrava una conquista esagerata, passando sì, da sì, Zwift e quello ci basta. credo. Beh, io penso che patirò veramente tanto quando salirò in bici. Esatto. Ho paura che sarà dura. Anche solo Sì, passando dalla bici da strada a quelle lì che hanno sono praticamente lo stesso posizionamento in sella, anche se i telai sono diversi. Ho sofferto 10 minuti, cioè bellissimo pedalare all'aria aperta, ok, certo. però fisicamente dura. Sì, Non sì. pensavo. Per Non me è poi la sarà stessa come cosa. ripartire da zero. Se ci pensi, comunque non sto facendo veramente niente se non qualche workout così a corpo libero, ma cioè, non è come andare in bici, Sì, quindi di bici fondamentalmente un mese e mezzo di stop, eh perché sì, quasi sì. sì, Ho fatto qualche chilometretto cavolo. su questa cicletta fino a che non mi sono stufata e poi Sì, basta. ma non conta niente. Poi basta. No, appunto. No, non conta niente. No. No, no, invece una cosa che interessava a me, che è molto soggettivo e sempre particolare, come ti gestisci mangiare e bere quando sei fuori per giri diversi, in salita? Come fai? Tu sei più da Allora, gel o... sì, allora io sono una che tendeva a mangiare sempre pochissimo. E infatti arrivavo poi a volte con delle crisi di fame Anch'io. che quelle mi hanno fatto imparare comunque che ogni tot bisognava mangiare. E poi mi è servita una lezione che aveva fatto un medico quando eravamo alla Sì? maratona delle Dolomiti, che lui aveva detto ogni mezz'ora bisognerebbe mangiare qualcosa. Questa cosa mi è entrata un po' in testa a forza di passare crisi di fame. Adesso non ti dico che mangio ogni mezz'ora, però ogni oretta più o meno cerco di mandare giù qualcosa perché ho capito che comunque si sta poi meglio. No, a me è successo, non mi piaceva l'idea di mangiare mentre pedalo perché mi era difficile in mountain bike, poi essendo qua fai fatica a fare un po' di discesa e un po' di salita, è sempre tutto un po' vallonato, no? Sì. Quindi non ho mai mangiato, Sì, poi in bevo e mountain bike è peggio. Cioè in mountain eh, bike non è che magari a volte non riesci a prendere la barretta. no, e ancora faccio fatica. In mountain bike per me mangiare è sempre un problema. Magari mi fermo 5 minuti al volo e riparto. Ma poi mi è capitato di aver sbagliato ovviamente giro in mountain bike ed essere molto lontano da casa, aver fame e dire, boh, dai, aspetta ancora 10 minuti, ancora 5 minuti, mi avvicino, fino a che non capivo più niente, stavo solo pedalando senza sapere quello che stessi facendo, dove stessi andando. Allora lì ho cominciato a informarmi e poi cominciando ad andare in strada, che è più facile, sei più statico Sì. anche sulla bici, mi sono messo come regola che mangio sempre la prima ora e poi ogni 40 minuti più o meno. Allora Sì. con quella cosa lì ci sto Sì, sì, guarda che cambia totalmente. completamente, A me era completamente. capitato a volte di non riuscire ad arrivare a fine giro, nel senso che arrivavo proprio che basta, non ne Sì, posso sì, più. ti si chiude la vista, non capisci Sì, più niente. gli Sì, sì, ultimi sì. 10 chilometri che non finivano e sembrava di essere chissà dove, e le gambe completamente a terra. E no, così bisogna integrare nel modo giusto. A me quella volta in mountain bike mi era successo una roba
fa ridere, ma non è successo niente, però nella mia testa avevo fatto tutto un film. Il mio compagno di uscita mi ha staccato un po', quindi io provavo a recuperare. A un certo punto su un sentiero, c'era un ruscello e non so cosa mi sono immaginato, ho visto un'ombra muoversi, non c'era niente, niente, solo che ero completamente fuori, fame a livelli astronomici. Ho detto, c'è qualcosa, un orso, non lo so, quindi mi sono alzato sui pedali, ho cominciato a pedalare a tutta, fino a quando ho detto no, ok, adesso non ce la faccio più, impossibile che abbia qualcosa dietro, adesso mi fermo e mangio, dopo non ho mai più fatto l'errore, Ma vedi, da perché quelle non cose ragioni lì che più. si impara. Eh sì, non ragioni più. Certo. E invece dicevi Maratona delle Dolomiti che hai fatto, Maratona delle quante... Dolomiti sì, sì. bellissima, non so se ti è già capitato di andarci o di No, farla. Quella no, è una vorrei. delle più belle, beh, percorsi e paesaggio mozzafiato in Cavolo. assoluto. Sì, 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 poi c'è un sacco di gente, quindi respiri proprio la passione della bicicletta in, Mm. ma anche alla sera, una volta finita la gara o già dei giorni prima, è proprio un'atmosfera Sì, che è beh, bella. è bella quella cosa lì sicuramente, al di là dei panorami che, ok, puoi andarci anche fuori manifestazione, Sì, sì, ma avrei dovuto fare l'anno scorso e vorrei provare a confermare per quest'anno o il Celeronda Bike Day o il Dolomites mhm, Bike Day, che sono le due giornate in cui sì, è tutto sì, chiuso e sono solo bici. Non so se tu hai esatto. mai fatto. No, non l'ho mai fatto, però deve essere bellissimo anche quello. E un po' penso è come trovarsi in mezzo alla maratona. Beh, sicuramente con meno gente, credo, perché alla maratona, quando tu sei su magari in cima al passo e guardi sotto, vedi la serpentina Di di gente biciclette, che che sta bello. salendo sotto di te, sì, è fantastica. No, ma mi hanno detto tutti che è spettacolare, che sono Sì, spettacolari quelle due giornate lì, perché effettivamente c'è il silenzio totale e senti solo le certo. biciclette, non essendoci nessuna macchina, veramente deve essere uno Sì, spettacolo. sì, stupendo. No, no, bellissimo. Ma lì come E funziona? Devi fare un'iscrizione o no? no, È lì tutto... semplicemente loro chiudono la strada, adesso non mi ricordo gli orari precisi, comunque è dalla mattina, tipo Ok. 8:30, fino alle 3, primo pomeriggio, c'è un anello, tu puoi partire da tutti i Mm, punti, da uno qualsiasi dei sì. punti del percorso e fai il tuo giro, o vai da un punto all'altro, o chiudi l'anello, come Certo, preferisci. certo, No, figo, bellissimo. bello. Speriamo che si possano fare manifestazioni così nel giro di un mesetto, qualcosa del genere, perché io avrei già organizzato dopo, speriamo. Vabbè, ormai non conto più tutte le cose che ho annullato perché, vabbè, No, così. lo so, guarda, una cosa che proprio mi fa male è pensare che tra pochi giorni sarei partita per il Giro E come l'anno scorso, che Volevo chiederti, speriamo. volevo chiederti, avre- Sì. secondo me meriterebbe che tu racconti cosa hai fatto al Giro E l'anno scorso e se quest'anno ci sarebbero state differenze o... Ma Giro E, vabbè, l'anno scorso io ho fatto 11 tappe e all'incirca erano forse una 18, credo, sì. Mm? E, però stupendo. Cioè, è una No, festa unica sfigato. dal mattino alla sera. Cioè, comunque da pedalare perché facevamo tutti i giorni sui 120 km. Sì? E vabbè, uno dice con la e-bike, sì, vabbè, ma che fatica facevi? Non abbiamo fatto fatica quando c'era la salita, però quando eri in pianura avevi 19 kg da spingere, che era la Cavolo. bicicletta, cioè le nostre poi erano le più pesanti in assoluto, io sono magrissima, su una bicicletta del genere Cavolo, veramente ho fatto fatica. 19 kg è tanto. Va Eh bene sì, che ti aiuta in salita, però poi quando sei sul piattone e devi spingere, devi sì, andare. fino ai 25 ti aiuta, però ai 25 comunque in gruppo non si andava mai. No, 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 certo. Beh, in quanti eravate? Eravamo, allora calcolo, eravamo una 60-70 all'incirca, perché c'erano, adesso non mi ricordo il numero preciso di squadre, se erano Mhm. 6 o di più, quindi c'era un capitano in genere che era quello che faceva tutte le tappe Ok, e poi dipende, altri si turnavano oppure altri erano gli invitati solo della tappa e della zona. bello.
No, allora, credo che per uno che va in bici partecipare anche solo così al Giro d'Italia deve essere una figata Bravo, unica. e Cioè, quella è stato la cosa ancora più bella, perché comunque io non ho mai avuto occasione di partecipare al Giro d'Italia, e quindi riuscire a essere in mezzo, riuscire a pedalare anche proprio sul percorso del Giro. Noi vabbè partivamo da metà tappa, mhm, quindi non avevamo le stesse partenze, ma avevamo gli stessi gli arrivi si arrivi. sì. Bello. Quindi comunque ti facevi quasi tutta la tappa e poi stavi lì, aspettavi i corridori che arrivavano, eri proprio in mezzo No, che all'atmosfera del figata. Giro. Sì. No, ti dico, sarebbe veramente un sogno. Ditemi dove devo firmare, sarebbe una figata. Perché, cioè, Sì. più di quello, io non potrei aspirare, perché ormai il giro, non lo corri più, o sei prof, Infatti, o quello che mi sono sempre detta quello è il io, massimo. non avrò mai l'occasione di partecipare, no? Comunque, quindi questa è No, stata. che figata. Sì, 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 Bellissimo. sì. E saresti dovuta andare anche quest'anno? Sì, anche quest'anno, sì. Sempre Ora con la non stessa so formula? se lo rifaranno, parlavano di rifare il Giro d'Italia a ottobre, quindi non so se Sì. faranno anche il Giro e boh, Mm. non ne ho idea, dubito. Non so, sarebbe bello, però comunque pedalare a ottobre non è la stessa cosa. Beh, guarda, l'anno scorso abbiamo beccato, penso, cioè su 11 giorni che ho E fatto mi io, ricordo, ecco, mi penso ricordo, mi 9 di ricordo. pioggia. Cavolo. 8-9 di pioggia, non è stato il massimo l'anno scorso come tempo, freddo, il Mortirolo non ti dico. Tutto con la bicicletta da 19 kg, che non aiuta. Poi io avevo una Cavolo. bicicletta grandissima, cioè Eh, avevo una 52, io una 48, quindi tu cavolo. figurati. Sono stata No, no, veramente in difficoltà, però lo rifarei subito, 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 subito. subito. Bello, bello. Non ho mai provato una bicicletta elettrica, devo recuperare, mi piacerebbe. Guarda, Per per me era la capire. prima volta, non avevo mai messo piede neanche lì su una bicicletta elettrica, quindi Mai provata? no, no, è una sensazione strana, cioè in salita dici: "Oddio, cos'è questa cosa?" Che non faccio fatica, non sudo, non posso Ma, parlare, posso eh, respirare tranquillamente. ma cioè, dici che più ti toglie l'impegno fisico o la senti proprio spingere? Cioè, che sensazione dà in salita? Ma allora lì te la puoi gestire te a seconda di quanta intensità vuoi dare che ti aiuti la Sì. batteria. Quindi se tu vuoi dare un'intensità comunque minima alla batteria, tu pedali ancora tanto, quindi lì te la gestisci un attimino te. Se invece vuoi farti aiutare completamente, allora lì dai il massimo alla batteria No, e vai su io- come niente. Poi appunto io essendo leggera, figurati. ho capito, ma io la dichiaro, se fosse, io la userei a tutta sul piatto, così recuperi, tanto lì è più o meno inutile. E invece zero in salita, così te la godi, ok? Ti devi portare dietro una bici da 19 kg, però sei in Sì. salita, poi sulle strade del giro, se vogliamo, No, infatti, poi presenti, cioè comunque figata. noi passavamo dove c'era già tutta la gente sul percorso che aspettava i corridori, quindi era bellissimo. Bello, bello, Sì. bellissimo, bellissimo. Volevo chiederti di sta roba del giro, perché mi aveva colpito l'anno scorso, avevo seguito, deve essere stata veramente una figata, Sì, una sì, roba sì. unica. E no, invece una cosa particolare, ma dimmi com'è nata un po' questa cosa di Instagram per te, col discorso bici, se, se è una cosa, non dico programmata o quando hai Sì, capito certo. che funzionava. Ma allora, io son partita per caso col profilo Instagram perché io ero una proprio non avevo Facebook, non avevo Instagram, non avevo nulla. Vivevo semplicemente con la mia bicicletta, andavo in giro, non mi interessava dei social, niente. E poi un giorno ho detto: "Va, proviamo. Vediamo cosa Apriamo un succede. profilo Instagram." Però non sapevo cosa fossero gli influencer, non sapevo veramente nulla, e infatti questo non era il mio obiettivo. Ehm, Poi mano a mano caricavo sempre più foto che iniziavano a piacere, poi da cosa nasce cosa, come hai detto tu prima, e nulla. Poi da lì è nato tutto e ho scoperto e ho conosciuto come funziona un pochettino quel mondo. Poi c'è sempre da imparare. No, certo, Non ma sono diciamo che se uno dovesse
partire adesso, al di là del fatto che ci sono tutti, che sicuramente non è facile Sì, partire da zero, quello che fa la differenza è che tu pubblichi quello che effettivamente ti piace, che tu sei spontaneo, che certo, sì, sì, non inventi niente di nuovo, perché alla fine qualcun altro sicuramente propone quel tipo di contenuti, e magari la tua visione della bicicletta, di come vai in giro, del ovvio. tipo di giri che fai. No, volevo scorrere un po' di commenti perché sinceramente non ho Vai, io guardato, non non so vedo se era... neanche bene, mi devo proprio avvicinare per vederli. Ok, non so se qualcuno aveva scritto qualcosa. Bella Europa, c'è una bella gara di sci alpinismo, il Periplo Rosso. No, ma è mai sentito, e sci alpinismo è una di quelle cose che mi piacerebbe provare. Salita non lunga ma secca, sempre su Europa, come dicevi tu. Sì, sì, è vero, è vero, è vero. Poi ci sono dei punti, guarda, perché ci sono due strade, cioè la puoi fare da quella più dura, dalla strada nuova e dalla strada vecchia. La strada vecchia è quella più dura e che ci sono dei Sì, punti che veramente è così, però non sono lunghi, quindi stringi un attimino i beh, denti ci e sta, li ci fai. sta, ci Ci sta, sta, ci esatto. sta. Dopo vediamo cosa c'è. Ah, speriamo che il 4 si possa uscire. Chi lo dici? Vorrei fare un lavoro legato alla bici, cosa mi consigliate? Non so. Cioè, io non faccio un lavoro legato alla bici, quindi non mi sento adatto a rispondere. Secondo me, bisogna fare qualcosa per la quale uno ha passione. A me piace il mio lavoro, lo faccio volentieri e come dicevo prima, ho iniziato a pubblicare quello che mi piace sono arrivate anche cose relative alla bici perché quello è quello che faccio anche durante il giorno, ma niente di programmato, come dicevi anche tu. Sì, sì, boh, è difficilissimo, non lo so se poi sicuramente se hai un obiettivo e lo vuoi raggiungere, magari ti impegni un po' di più, però le cose che vengono più naturali, senza essere troppo focalizzati su una cosa, senza essere troppo fissati. Senza forzare, certo. Esatto, esatto. No, invece leggevo, è il contrario, in pianura non serve, ma aiuta in salita, cerchiamo di non confondere le idee, grazie. No, ho capito, ma io ho detto come la userei io. A me piace tantissimo la salita e preferisco salite lunghe, anche non costanti, come dicevamo adesso di Europa, anche se ci sono degli strappi, ci sta, però mi piace sapere che attacco la salita e quando sono arrivato, sono arrivato. Magari faccio una discesa e poi ne faccio un'altra, ma preferisco piuttosto che tanto saliscendi e cose del genere. Ovvio che le bike non è pensata per quelli che vanno tanto, è pensata per, secondo me, per allargare il mondo della bici a chi magari non è allenato e vuole fare percorsi più lunghi. Certo, sì, sì. Secondo me è così. Cosa preferisci, montagna, salita o discesa? Vai, io ho appena risposto senza sapere. Tu anche hai già detto Ah, io prima. assolutamente salita. A me fammi Salita. salire quanto vuoi, ma farmi scendere no, non sono una gran appassionata di discesa. Vabbè, anche perché la salita è divertente più a lungo, perché stai più tempo per salire piuttosto che per scendere. A me Cosa ti piace? Forse la discesa ti crea un po' più di adrenalina, quindi sì, dipende un sì, attimino. sicuro, sicuro. Non Quando lo vieni a so. pedalare, quando vieni a pedalare le Cinque Terre, quello che avrei dovuto fare io la scorsa settimana, una delle tante cose annullate. Quella zona lì anche non ci sono mai stata e secondo me deve essere bellissima. Ma mi ha detto Andrea, il biker, con cui Mm, ho fatto una chiacchierata, che ci sono posti veramente belli sia per mountain bike che per chi fa strada. Deve essere molto molto bello. Speriamo di poter recuperare quanto prima. E no, invece noi da oggi in Liguria possiamo pedalare, ti aspettiamo e la Spezia, come sarebbe no? bello. Ma no, da oggi? No, non so, mi fa strano da oggi. Ma forse la Liguria, anche la Liguria è statuto speciale, forse hanno delle regole diverse, non lo so. Sono più fortunati di noi, vedi? Noi anche siamo a statuto speciale, ma per adesso non è ancora tutto libero, Sì, ci sono sì. ancora parecchie regole. Ma è giusto così, ci sta, No, no, è infatti. per il bene di tutti. Sì, 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 No, dai, torniamo un assolutamente. po' su domande. Dicevi,
sei attiva su Instagram e anche altri social o principalmente quello? Altri social, allora, vabbè, Facebook, che però ormai sta morendo e quindi penso che anche se io ho un buon riscontro anche lì, Mm. cioè, sono io la prima che pubblica le cose, che però non ci sta troppo dietro perché non mi piace vedere i contenuti che ci sono. E Ok, quindi non so, questo è un po' un controsenso, però io continuo a pubblicare fino a che la gente apprezza quello che faccio, continuo sì, a farlo. certo. Ma, ma l'idea è quella, è anche un po' quello che stiamo facendo noi. Tu crei connessioni, se a qualcuno piace il contenuto che proponi tu, trova interessante quello che fai, ci si trova, ci si connette, ci si conosce e dopo l'idea Certo, è portare avanti, no? Quello, secondo me lo scopo dei social è quello lì, creare nuove connessioni. certo. E E adesso, vabbè, poi c'è TikTok che non sì, riesco a utilizzarlo molto perché io con i video sono abbastanza negata e mi dà l'idea che sia una cosa che richieda molto più tempo creare un video rispetto che una foto sì, sicuro. e quindi non ho ancora questa voglia di mettermi a fare video, avere l'idea del... Invece il biker, tornando a lui, in Il questo è biker. bravissimo. Sì, sì, ho parlato anche con lui di TikTok e lui su TikTok va forte, bravo, ma Sì, il c'è tanto biker lavoro. sì, sì, è un po' come su YouTube. Io non ovviamente non creando video sono abbastanza estranea. Ti dico che mi piacerebbe tanto YouTube dedicarmi un po' anche alla parte dei video, perché effettivamente se, se metto insieme a blocchi tutte le foto, i video, le storie delle uscite che faccio, alla fine quello sarebbe un piccolo video da caricare su YouTube. Certo, 10-15 minuti ti vengono fuori tranquillamente, solo che ovviamente non puoi pensare di prendere un contenuto pensato per un canale e spararlo su tutti gli altri uguale. Stai sì, sì. seguendo tu i commenti che non ho Sì, guardato. sto guardando qualcosa, ma Vai. mi devo avvicinare così perché non vedo niente. Ci sono gran salite andando verso Francia, Isoar, Galibier. Il Certo, video mentre bellissimo. puliva la bici era spettacolare, vedi? È l'unico che mi è riuscito un pochettino bene. Eh, sì, sì, l'ho visto. Però così, vedi, le idee mi son svegliata quel mattino e mi è venuta l'idea di questo video. Però non capita tutti i giorni di avere queste No, idee. no, certo. No, dimmi, questo non lo so neanch'io. Cosa significa Sherry Bom Bom? Come hai Oh, scelto il nome? non vuol dire Niente, nulla, è semplicemente mia sorella che mi ha tirato fuori questo soprannome che così è rimasto e basta, ma basta, non ha nessun significato, no. niente, non c'è una storia d'effetto dietro. No, No, no. no, invece dimmi cosa, che era una delle domande, marchio di abbigliamento tecnico preferito? Ne hai Ehm, uno? Cosa scegli? allora, io Vai. ho Pella che è una ditta che fa abbigliamento, che è qua vicino a me, che mi sta Mm? fornendo tutto il materiale e devo dire che mi sta trovando molto bene, anche perché con le mie taglie improponibili, loro mi stanno facendo tutto su misura e sono veramente dei grandi su Cavolo. questo, perché puntualmente quando mi arrivava la roba da altri brand era sempre larga, lunga, non andava bene e quindi mi spiaceva questa cosa, perché poi anche fare una foto con la roba indossata però non come si deve, o comunque uscire in bicicletta non mi No, piaceva. no. Endless è un altro marchio, anche quello ottimo, che l'anno scorso mi aveva fornito. E poi vabbè, poi io sono innamorata di Asus sempre. Sai che non ho mai provato Asos? Sì, per me Mai loro sono provato. veramente anche loro il top, ma a livello di materiali, tessuti Sì. tecnici, c'è veramente tanto, tanta roba, sì. E usi le stesse cose per strada e mountain bike? Sì, perché ci vai da poco, quindi sì, fa differenza. Sì, però non va bene perché io No, no. vado in giro in mountain bike che sembra una scappata di cane. Vabbè, ma ci sta all'inizio. Col casco da Invece, strada, sì, quello non si può vedere. brutta E- roba. Invece, accessori, cosa usi come marchi di accessori? Accessori, Fra vabbè, tutto Specialized, come la tutto? bici, sì, Mm? esatto, quindi casco, scarpe, ehm,
devo dire anche quelli ottimi, però vabbè, ovviamente pensano che sia di parte se parlo così. Eh sì, effettivamente è Non una va bene. domanda tendenziosa. No, dimmi, questa è una roba che piace a me. Scegli un percorso o una gara, un'esperienza, qualcosa che, che vorresti fare e non hai mai fatto. Oddio, allora aspetta, fammi pensare. E dopo che hai fatto il giro che sarebbe la mia scelta, Sì, in effetti ti dico, cioè quello l'anno scorso mi ha veramente lasciato con gli occhi a cuore perché hai girato, hai fatto un po' di salite che magari aspettavi o pensavi di sì. vedere. Non lo so, altre cose, io sono innamorata delle Dolomiti, che anche lì ci sono già stata. E quindi altri percorsi, la Liguria l'ho fatta una volta, ma che penso sia bellissima, però su strada forse ho sbagliato zone, Mm, ho fatto strade troppo trafficate che quindi non erano granché. dopo non te le godi. No, esatto. Non saprei dirti una gara che ci terrei proprio a fare. Ma fai anche gare? Gran fondo. Gran fondo, ok. Sì, sì, sì. No, a me Però come percorso sicuramente Dolomiti o diciamo, bah, sì, Sella Ronda, dai, su tutti Sella Ronda, perché sì, anche è sì, un posto a cui sono affezionato, ci vado sempre d'inverno e non ci sono mai stato d'estate in bicicletta. E sì, come manifestazione a mani basse il giro è, senza nessun dubbio, o sì, sì, comunque qualcosa di collegato al Giro d'Italia perché è una cosa comunque che ce l'hai dentro, lo vedi in TV e poterti interfacciare con quel mondo lì deve essere una figata. certo, perché sei in E mezzo a un evento, quindi ah, ecco, un'altra cosa che adesso che mi hai fatto venire in mente, vai. quest'anno forse avrei dovuto partecipare al Giro della Sicilia, che Ah, sarebbe bello. partito da pochissimi giorni. Ecco, quella è una zona dove penso sia bello pedalare anche. E deve essere particolarmente bello, adesso che vedevo un commento, la Sardegna, che era una delle cose che stavo Anche. organizzando, Mh-mh. è un po' messo in stand-by. Deve essere bello organizzare qualche tour, qualcosa del genere. Non dico bikepacking e cose del genere, ma Sì, magari a tappe. Adesso non so, sicuramente c'è qualcuno che organizza queste cose qua. E certo. invece, aspetta che ho visto consigli su bici di fascia media tipo 600-700 euro, ma da strada o mountain bike? Perché Ciao Marco. mountain bike su quella fascia lì a mani basse Specialized Rockhopper. È la bici con cui ho iniziato io tanto tempo fa, è spettacolare. Mh. Giro di Non so se Sardegna Giro di 8. Sardegna a ottobre, non so. No, diciamo a strada, no, strada non so, su quel budget lì non lo so. Su budget 600-700 euro bici da strada non ho informazioni perché la mia, quella che uso io, è un po' sopra di budget per la componentistica principalmente, ma non so, faccio fatica su strada. Non so tu cosa dici. No, anch'io Tu non hai, saprei cosa hai- indirizzarti. Boh, tu hai forse una bici bella, quella te la invidio, non beh, poco. quella no, devo dire che cioè è bella, è comoda, non ho fatto fatica ad abituarmi appena l'ho cambiata. Io prima avevo una Specialized, avevo la Mira, Sì? vabbè aveva il telaio molto slooping, quindi tutt'altre forme, tutt'altre Sì. geometrie. E l'unica cosa di cui non riesco tanto a abituarmi su questa bici qua è che ho le ruote da 50, che per me sono un po' inguidabili. Cavolo, ma dici inguidabili per il discorso aerodinamico, per cosa? Sì, cioè nel senso che appena imbarchi un pochettino di vento o comunque in discesa tendono a fare proprio da vela, per me che Favela. sono, ti dico, uno scricciolino, Sì, eh. ovvio, se sei leggera ti porta via, chiaro. Sì, Non sì, ho sì. mai provato profili così alti, No, non infatti saprei. ti dico, sono troppo, cioè, per me sono troppo, poi magari una persona che comunque pesa un pochettino di più, ha un po' più di stazza sulla bicicletta, allora non ha questa difficoltà.
Io penso che No, un 32 sarebbe perfetto. Invece un sì. 50 sì, va bene in pianura, ma quando inizi già comunque a fare percorsi un pochettino di montagna dove c'è molta discesa, magari vento, c'è E, un'oscillazione. sì. Beh, e usi i dischi sulla bici Sì, nuova? Non mi sì, sì, ricordo, sì? sì, sì. Oh, sì. Beh, La quelli sicurezza dei fantastici. dischi, Sì. fantastico. Mi è capitato Tutti di quelli, provarli, esatto, una gran fondo, quella di Bettini, che abbiam sì? fatto dalla partenza all'arrivo sotto la pioggia, Cavolo, e comunque con i freni così avevi la sicurezza di fermare la bici quando volevi. Quindi figurati, eravamo in Toscana, anche lì tutti su e giù, ma la bici era assolutamente sicura. cavolo. No, Cosa vuole Giulia? a Devi mangiare. proposito di Gran Fondo, mi hai ricordato che quest'anno avrei voluto fare anche la Gran Fondo di Specialized, La quella Bra Bra Bra. che è un aspetta, se non sbaglio è 1 anno fa oggi proprio. Oggi? Sì, sì, Non anzi mi dopo vado a ricordo, vedere questo periodo. Lo vado a vedere nell'archivio. anch'io. Deve essere bello, bello il percorso. Mi ispirava Bellissimo. quella e deve essere una figata la Gran Fondo di Alè a Verona, con partenza e arrivo nella piazza sotto l'arena. Deve essere proprio bello, sempre perché mi ricorda qualcosa del Giro. Sì, sì, anche Deve essere bello quello. anche quel percorso lì. E no, penso che ci siamo. Neanche ti chiedo che giro farai finita la quarantena perché so già cosa mi risponderai. Allora, finita la quarantena ho già avvisato a casa che non tornerò che non tornerò fino a che il sole non se ne va a nanna, perché starò in giro il più possibile. Però vabbè, ovviamente qua in zona, perché non si può uscire dalla regione, ma qua c'è da sbizzarrirsi. Guarda, l'importante è uscire, non mi interessa andare Sì, chissà sì, dove. assolutamente, assolutamente. No, niente, secondo me siamo stati anche bravi. Un'altra domanda. Ti Domande piace breve. la polenta? No, dove sei? No, non ho... Ah, ciclismo de panza. No, non mi dispiace che mi son perso, qualcuno aveva scritto, adesso non la becco più. Ah sì, eccolo qua. E anche budget 1000. Io, la mia bici che uso adesso è una BMC e son partito con una configurazione, adesso ho una configurazione gravel con tutta la guarnitura da mountain bike e quella lì 1000 € ci stai, secondo me. BMC GF02. Testa bassa a pedalare. Ciao. Dai, dai. No, L'ultima ma volta guarda, comunque mi metto gli occhiali, per la diretta, ogni volta. è così. Dai, e niente, quindi Perfetto, direi che dobbiamo organizzare per l'uscita a Europa appena certo, si potrà volentieri. e dopo, dai, ci sentiamo. Ottimo, Ma grazie forse Matteo. qualcuno aveva anche inviato qualche domanda perché adesso mi sono arrivate un botto di notifiche. Eh, Ah, eccole qua, guarda. Parlate un po', qua non so niente. Forse è territorio tuo. Ehm, no, Parlate un po' vabbè, della allora, Fixed. sì, io se non rimango dell'idea che quelle biciclette lì sono nate per girare in pista e lì devono rimanere. Bello l'ambiente, anche lì tutto bellissimo, però non fa per me. Anche perché paesaggio non è Eh, assolutamente, cioè non c'è nulla da vedere, sei a girare su un circuito come dei matti e quindi no. no, dai. No, soprattutto adesso se uno mi dicesse giriamo al chiuso, no, non voglio fare più niente al chiuso. No, no, Appena si può. infatti, però la Reduc è un gran bell'evento, assolutamente, anche quello veramente bello. Non so se t'è capitato di andarlo a vedere. No, non conosco proprio sul mondo fixed, non ho nessun tipo di riferimento, non ho mai provato una bici scatto fisso, proprio zero, zero. Mh. Devo recuperare. No, continua con la gravel, sì. Sì, sì, sì. Non Meglio, vedo l'ora. meglio. Dai, ti ringrazio e Perfetto, ci grazie a te. sentiamo. Dobbiamo restare in contatto per organizzare quanto prima. Alla prossima, certo, un Buona bacio. giornata, ciao a tutti. Ciao, ciao a Grazie. tutti, ciao, a Ciao. presto, ciao.